5 volte campionessa mondiale, qual è il tuo segreto? Allora, sicuramente la costanza e il sangue freddo e la mente lucida soprattutto durante la competizione, perché essendo uno sport singolo sei tu contro tutti, quindi nel momento in cui sei in pista devi cercare di portare tutto quello che hai lavorato durante l'anno e farlo al meglio, quindi devo dire che ogni anno è sempre più difficile perché comunque i titoli pesano e comunque hai tanta responsabilità. Quindi sì, devo dire che bisogna essere veramente lucidi e sapere bene quello che devi portare in pista. Qual è stata la più grande soddisfazione a livello sportivo che hai avuto? La più grande soddisfazione, allora sicuramente il sogno nel cassetto, che era appunto quello di partecipare a un mondiale ed è stato nel 2011 dove nella categoria junior ho partecipato al primo campionato del mondo. E sicuramente vincere il mondiale sia nel 2012 come junior ma molto di più come senior, quindi nella massima categoria nel 2015. E l'ultimo è stato forse il più speciale perché inaspettato, tanto inaspettato, non me l'aspettavo veramente perché dopo la prima giornata appunto ero quarta e credevo di poter riuscire a rimontare ma non di arrivare prima, quindi ha quel sapore in più rispetto agli altri. E progetti per il futuro? Allora, sicuramente adesso sono in vacanza perché comunque la stagione quest'anno è stata molto corta, di solito il mondiale lo facciamo a ottobre-novembre, quindi si è accorciata un po' la stagione, quindi riposo e poi dopo si valuta, adesso ci saranno comunque le esibizioni di Natale, queste cose qua e poi dopo si vede. Comunque insegno nella mia società, insegno in una società a Udine, quindi sono allenatrice e atleta. Come ci si sente essere ambasciatori del Friuli Venezia Giulia nel mondo? Beh, è una bella soddisfazione, anche perché portare comunque una regione come la nostra che è piena di sportivi e vedere che comunque riusciamo a dare tanto, riusciamo a portare tanti risultati è sicuramente un'emozione e sono anche contenta che comunque anche sugli sport che magari non vengono tanto visti in TV o comunque sentiti sui vari canali, nella nostra regione ci viene data importanza, ci vengono dati comunque premi e quindi devo dire che è una cosa molto, molto bella. Puoi lanciare un messaggio alle bambine e bambini che intraprendono questo sport? Beh, sì, sicuramente è uno sport stupendo che ti dà tanto, è faticoso, ma è faticoso come qualsiasi cosa nella vita e la cosa bella è che comunque trovi in uno sport singolo tante amicizie, perché in una società comunque sono in tante ragazzine, quindi oltre allo sport e quindi al dover allenarsi eccetera, si trovano anche amiche per poter comunque uscire, quindi divertirsi anche, quindi non è solo disciplina. Ma così come per tutti gli sport, secondo me fare lo sport è veramente importante perché ti dà una serie di valori in più che può aiutare comunque nella vita, non solo a livello sportivo.